Castrum Favara riparte da mister Pietro Infantino, riconfermato, e da Totò Catania, nuovo direttore sportivo subentrato a Tino Longo. Mister Infantino, che lo scorso anno ha portato i gialloblu a mantenere il titolo nella Serie D, ha firmato l'accordo alla presenza del direttore generale Giuseppe Cusumano, del vice direttore Vincenzo Piazza. È bastata una stretta di mano per continuare un feeling iniziato lo scorso anno. Essere riconfermato a Favara, ha detto Infantino, rappresenta per me un fattore importante. Favara è un'importantissima piazza del calcio siciliano e l'unica città che rappresenterà in Serie D la mia provincia, Agrigento. Ripartiamo dalle tante cose ben fatte e dobbiamo cercare di correggere alcuni errori. Progetto sportivo per la prossima stagione che vede approdare a Favara Totò Catania come direttore sportivo, 48 anni palmese, profondo conoscitore del calcio siciliano e anche fuori lo stretto. Catania porta a Favara un bagaglio enorme di conoscenze di uomini di calcio e di dinamiche sportive. Infantino e Catania si sono messi subito al lavoro per iniziare a dare un volto alla Castrum Favara, che per l'edizione 2025-2026 potrebbe ritornare a chiamarsi Pro Favara. Già in agenda una rosa di giocatori tra riconfermati e potenziali arrivi che sarà valutata con attenzione per partire con un organico completo in ogni reparto.